E siamo di nuovo in studio con il nostro approfondimento con la CGIL. Parleremo di denuncia dei redditi, nota dolente per tanti cittadini, un po' come compilare la denuncia dei redditi dell'ISEE e anche di vari adempimenti fiscali. Lo facciamo con Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale di CAF Veneto SRL, provincia di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno. E Sara Franchetto, responsabile sempre fiscale provinciale di CAF Veneto SRL, provincia di Treviso. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. E partiamo subito con Giuliana. Insomma, quali sono i prossimi adempimenti fiscali, denuncia dei redditi? Abbiamo detto un po' una nota dolente questa. Sì, diciamo che sì, noi abbiamo sempre tante scadenze, tanti adempimenti sul piatto della bilancia. Una cosa importante che noi andremo a iniziare prossimamente, nello specifico il 20 di aprile, è la nuova campagna fiscale dedicata all'elaborazione dei modelli 730. Noi inizieremo con il 20 di aprile ad elaborare appunto i modelli 730, di cui la scadenza è il 30 settembre, quindi le tempistiche sono molto dilatate e quindi c'è tutto il tempo che necessita. Ai cittadini che hanno già preso appuntamento presso i nostri uffici, i nostri contribuenti, quindi arriverà in automatico un promemoria o tramite SMS o tramite mail se ci hanno lasciato una mail. Tutte le altre persone che non si sono avvalse fino ad ora del nostro servizio o non hanno ancora preso l'appuntamento possono fissare appunto un appuntamento chiamandolo 0422 4091. E lo stiamo vedendo. Sì, perfetto, sì, è chiarissimo. Tutte queste informazioni le trovate nel nostro sito CGIL Treviso, nella pagina dedicata al CAF. Appunto il numero, come si sta vedendo, è 0422 4091 e al tasto 2 si viene indirizzati ai risponditori del CAF. E diciamo che noi riceviamo tantissime telefonate. Ecco, quindi, questa è la domanda che volevo fare. Di solito quante chiamate ricevete e quante persone si rivolgono? Perché poi insomma non è proprio così semplice. Allora, solo di 730 noi ne facciamo più di 71.000, poi abbiamo più di 30.000 ISE, abbiamo 2-3.000 modelli redditi, abbiamo tantissime pratiche perché poi abbiamo prestazioni sociali. E poi abbiamo tantissimi altri servizi che magari dopo, se riusciamo, andiamo a vedere più nello specifico. In merito all'appuntamento, come stavamo dicendo, visto l'elevato numero di persone che ci chiamano, potrebbe essere che si trovi occupato, ma se si va nel sito, nella sezione dedicata, si trova anche l'indirizzo mail al quale fa riferimento, come vediamo qua, tv.treviso@cafveneto.it, al quale si può fare magari richiesta di essere contattati, si può fare qualsiasi richiesta per chiarimenti, fissare un appuntamento, spostare un appuntamento, si può fare richiesta se appunto il numero fisso è occupato all'indirizzo mail, è sufficiente indicare un numero di telefono, magari il codice fiscale, così riusciamo già a individuare il soggetto e verranno ricontattati a breve. Ecco, io volevo anche dire solo, Giuliano, una cosa: se avete domande da porre, il numero l'avete visto in sovraimpressione, potete chiamare e porre delle domande ovviamente inerenti all'argomento, perché sennò spaziamo in altri ambiti. Ottimo. E oltre a 730, quali altri servizi state erogando in questo periodo? Allora, durante tutto l'anno noi elaboriamo i modelli ISE, diciamo che è la seconda prestazione più richiesta dopo il 730. Sappiamo ormai da tantissimi anni l'ISE viene richiesto per tutte le agevolazioni, che siano agevolazioni a livello locale, comuni, quant'altro, sia per quanto riguarda agevolazioni nazionali come gli sconti sulle bollette delle utenze domestiche, piuttosto che l'assegno di inclusione e quant'altro. Nel particolare, per quanto riguarda l'ISE, in questo momento noi stiamo elaborando delle prestazioni sociali collegate all'ISE, che sono la scontistica, un'agevolazione collegata agli utenti Samno. Samno è il gestore dei rifiuti
Allora, della Sinistra Piave, perché sappiamo che all'interno della provincia di Treviso è coperta da diversi gestori, sia per quel che riguarda l'utenza rifiuti, sia per quel che riguarda ad esempio l'idrico, l'acqua, e ai soggetti che hanno un ISEE sotto i 15.000 euro ma sopra i 9.756 viene riconosciuto uno sconto sulla tariffa fissa della bolletta. È sufficiente che i cittadini che hanno presentato l'ISEE e rientrano in questo range si rechino presso i nostri uffici con l'ultima fattura e noi provvediamo a fare queste domande. L'elaborazione di queste domande è gratuita. Un'altra agevolazione che si può avere sempre a livello locale, e in questo caso con un ISEE inferiore ai 20.000 euro, è l'agevolazione, la liberalità, okay, che si può avere, una scontistica che si può avere sull'utenza dell'Alto Trevigiano Servizi, che sarebbe il gestore dell'utenza idrica, dell'acqua, Alto Trevigiano Servizi della parte alta della provincia di Treviso. E con l'ISEE inferiore ai 20.000 euro anche qua si può avere una riduzione. Noi continuiamo intanto a vedere man mano. Benissimo. Qua sono tutti i promemoria che si trovano dentro la nostra pagina, ok? Ecco, dicevi che era, questo la compilazione dell'ISEE, delle agevolazioni, è il secondo servizio che voi per il numero di richieste. Sì, è tantissimo richiesto l'ISEE. Perché un po' di tempo fa qualcuno diceva vabbè ma non lo faccio, in realtà è importante farlo. Sì, allora secondo me almeno una volta, quando uno dice bisogna provarlo nella vita, fare l'ISEE. Cioè, no, perché a volte uno si autoesclude e invece magari ha diritto a qualcosa, ad esempio l'ISEE università conviene sempre, ma poi a volte, perché non è un calcolo così semplice, è un calcolo molto complesso che prevede una serie di detrazioni, franchigie, c'è una scala di equivalenza che dipende da quanti figli si hanno, se ci sono persone con disabilità, se tutti e due i genitori lavorano, poi sui conti correnti c'è una franchigia, sull'abitazione principale viene detratto il mutuo oppure c'è una detrazione comunque anche sull'abitazione principale, il canone d'affitto anche là una detrazione, quindi non è una somma di dati, perché a volte uno dice ma il mio vicino che ha le stesse cose ha diritto a tutto. Non è proprio così. Ci sono tutta una serie di condizioni soggettive che entrano in gioco e quindi l'ISEE bisogna provare a farlo. Ecco, appunto questo è importante provare a farlo perché ci sono persone che dicono ma in realtà è un a me io magari non rientro in nessun tipo bisogna di... provare prima. Esatto, magari ecco, l'importante è rivolgersi a persone che lo possono, lo sanno fare e che possono insomma dare anche dei consigli. Si prendono un appuntamento, vengono da noi e poi se proprio non ci sono i presupposti per poterlo fare vediamo, però di solito sì, 99,99. Quante richieste avete di ISEE? Perché immagino che siano... Beh, ho detto ne facciamo più di 31.000. Ne abbiamo già fatti tanti adesso. Il grosso è inizio anno, perché ci sono le scadenze, assegno unico, assegno di inclusione, poi iniziano a prendersi in anticipo per quanto riguarda le agevolazioni per la scuola. Poi ci sono le agevolazioni universitarie, riduzione tasse universitarie, esonero tasse, borse di studio, alloggio, mensa. Ci sono tantissime prestazioni, poi ci sono tutte quelle comunali, perché ogni comune può decidere di deliberare e fare delle agevolazioni ad hoc. Ecco, e vogliamo anche dire una cosa, perché è una delle domande che facevano, ma io ho fatto l'ISEE l'anno scorso o me lo tengo anche quest'anno? No. Ecco, spiegavolo bene, cioè è annuale. È annuale. Ecco. Una volta fino ma tanti anni, sarà 2015, sì, aveva una scadenza da quando lo facevo di 12 mesi. Adesso da tanti anni, appunto 10 anni, ha una scadenza annuale, che io lo faccio a gennaio, a dicembre, mi scade sempre il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Ecco, tornando poi al 7.30 ci sono delle novità, perché ogni anno ovviamente abbiamo qualche novità dal 2025 al 2026. Quali sono le novità introdotte per questo 7.30? Sì, chiaramente allora le novità che noi quest'anno troviamo all'interno del 7.30 sono figlie di quello che ha deciso il governo con la legge di bilancio del 2025. Sì, potrebbe far preoccupare. Diciamo che ci sono delle buone notizie, come altre un po' meno buone, perché chiaramente al di là di chi ci governa l'obiettivo è sempre quello di far stare un po' diciamo in bolla
le finanze dello Stato. Allora, da una parte chiaramente nel 2025 abbiamo la conferma di quella che è la riduzione dei 3 scaglioni IRPEF, ecco, questa è una buona notizia ad esempio. Diciamo che è un processo che è già cominciato più di qualche anno fa, quindi a partire dal 2022 progressivamente c'è stato un riordino in tal senso, e nel 2024 doveva essere un anno transitorio, quindi questi 3 scaglioni dovevano essere come una prova se il sistema poteva reggere, e nel 2025 chiaramente hanno deciso di rinnovare anzi di renderlo definitivo. Poi vedremo, insomma, nel 2026 già hanno cambiato un po' le regole, però diciamo che nel 2025 hanno deciso che i 3 scaglioni, diciamo, si stabilizzavano, ok? E chiaramente anche con delle regole di calcolo per quanto riguarda il trattamento integrativo, che è un surplus che viene erogato per i redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro e con certe regole tra i 15.000 e i 28.000, anche queste sono rimaste invariate. Si è però modificato un altro sistema, perché a differenza del 2024, dove diciamo per ridurre il cuneo fiscale si era deciso di introdurre una decontribuzione per i redditi del lavoro dipendente, nel 2025 non si è più scelta questa strada e si è invece deciso di introdurre delle somme aggiuntive a quello che è il reddito da lavoro dipendente per i redditi fino a 40.000 euro. Ecco, questo cosa significa, per spiegare? Ecco, qui le cose si complicano, perché ovviamente uno dice, vabbè, fino a 40.000 mi dai una cifra in più, io sono contento e tutto finisce là. Non è proprio così, perché all'interno di questo range da 0 a 40.000 di reddito si sono create delle fasce per cui il contributo viene erogato in maniera differenziata. Quindi abbiamo una fascia da 0 a 20.000 euro che è quella più complicata, in quanto ci sono all'interno di questa fascia delle sottodivisioni, per cui il contributo che viene erogato viene deciso in base a una percentuale sul reddito da lavoro dipendente come una sorta di quoziente familiare, che è diciamo, un sistema che a questo governo piace molto e diciamo, dove può andare a metterlo, lo mette volentieri. Che significa questo in pratica? E sostanzialmente vuol dire che ci sono 3 fasce, una da 0 a 8.000, una da 8.000 a 15.000 e una superiore ai 15.000. Quindi sostanzialmente in primo step io devo guardare il mio reddito complessivo a quanto ammonta. Arriva a 20, cioè sono entro i 20.000, bene, per chi ha il lavoro dipendente. Devo guardare poi il lavoro dipendente all'interno di queste fasce, dove sta, ok? All'interno, se io sto ad esempio sulla prima fascia, ho una percentuale, adesso vado a memoria, di 0,71%, faccio un esempio, per cui il mio reddito, io devo prendere solo il reddito da lavoro dipendente, moltiplicarlo per questa percentuale e otterrò la cifra in più che mi verrà erogata. È più semplice invece la fascia tra 20.000 e 32.000, perché lì sono 1.000 euro secchi, okay, che vengono rapportati al periodo di lavoro. Tra i 32.000 e i 40.000 questi 1.000 euro diciamo, si restringono fino ad azzerarsi al sopraggiungere dei 40.000. Però questo cosa vuol dire per i nostri cittadini? Chiaramente la maggior parte di queste cifre è stata erogata se chiaramente il lavoratore non si è opposto, con specifica richiesta al datore di lavoro, è stata erogata durante l'anno attraverso la busta paga. Ora, per avere la certezza che questa cifra è stata erogata correttamente, chiaramente bisogna presentare la dichiarazione dei redditi, dove tutti i redditi vengono riliquidati. Noi lo diciamo spesso anche ai contribuenti che ci dicono no, ma io non devo fare la dichiarazione dei redditi perché ho solo la certificazione unica, ho lavorato solo presso un unico datore di lavoro, quindi non ho nessun obbligo. Allora sì, è vero, però è vero fino a un certo punto, perché si parte dal presupposto che
il mio datore di lavoro, che intanto devo aver avuto per 365 giorni, perché se ho meno giorni questo discorso viene meno, non è detto che il mio datore di lavoro abbia conguagliato correttamente i miei redditi o mi abbia erogato tutte le spettanze che doveva erogarmi. A volte perché inconsapevolmente il dipendente magari firma un documento di cui non capisce bene qual è il significato. Magari avete presente all'inizio dell'anno il datore di lavoro ci dà una serie di documenti per convalidare magari quelle che sono le detrazioni dell'anno precedente, o perché, come in questo caso, siamo andati ad introdurre delle nuove regole, per cui ci chiede: hai diritto o non hai diritto di firmare dei documenti che noi magari non riusciamo a capire fino in fondo il significato e in buona fede firmiamo perché diciamo va bene, così mi eroghi delle cifre in più. A volte però succede che quelle cifre in più non spettano, oppure ci rinuncio involontariamente, e quindi la dichiarazione dei redditi è l'unico sistema per andare a recuperare queste cifre. Cosa positiva è che se un cittadino viene da noi, ha solo la certificazione unica e magari solo l'abitazione principale, gli facciamo il 730 e da questo 730 non c'è né un credito né un debito, questa dichiarazione dei redditi per il cittadino è gratuita. Quindi io invito... E questa è la nota positiva. Esatto, io invito a presentarsi presso i nostri uffici, a prendere un appuntamento per fare queste verifiche. Ecco, anche perché mi pare proprio di capire che comunque non è di facile compilazione. Allora, purtroppo noi abbiamo un sistema che rispetto agli altri stati europei è molto complesso. È molto complesso sia nella sua struttura, ok, fiscale, ma abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni, e qui senza guardare il colore del governo perché ognuno ci ha messo il suo, hanno messo delle toppe un po' qui un po' lì per abbassare questo famoso cuneo fiscale, ma toppe che a volte sono anche piuttosto difficili da comprendere e rendono la vita dei cittadini più difficile. Ecco, c'è anche in sede di dichiarazione dei redditi troviamo a volte delle regole che sinceramente noi che ci occupiamo del fisco tutti i giorni troviamo che abbiano poco senso alla fine di quella che è poi la liquidazione di una dichiarazione dei redditi, che può essere 730, ma non dimentichiamoci che poi c'è anche il modello redditi per un'altra platea di utenti. E cambia qualcosa per i familiari a carico? Allora, anche qui c'è una nota negativa, sì. Siamo partiti con la legge di bilancio, sempre questa famosa legge, che era partita, diciamo, un po' tosta sui familiari a carico, nel senso che noi avevamo un sistema nel 2024 dove potevamo avere a carico coniuge, figli e altri familiari che sono ricompresi nell'articolo 433 del Codice Civile, che per fare un esempio sono i fratelli, i suoceri, i cognati, ecco, giusto per avere un'idea, che allora, il coniuge e i figli non hanno l'obbligo della convivenza con il contribuente di cui sono fiscalmente a carico. Invece gli altri familiari dovevano essere conviventi, o in questo caso il cittadino doveva erogare a questi familiari un assegno di mantenimento mensile che non era stabilito dal tribunale. Per essere a carico ovviamente c'è un limite di reddito che in linea generale sono 2.840,51 euro, per i figli sotto i 24 anni questo limite è elevato a 4.000. Quindi noi avevamo questo scenario. Cosa si è deciso di fare nel 2025? All'inizio dell'anno si è detto no, cambiamo tutto. Sostanzialmente, allora, considerando che comunque i figli fino ai 21 anni non viene calcolata la detrazione per figli a carico perché è coperta dall'assegno unico, che è andato a sostituire vecchie detrazioni, assegni familiari e quant'altro. Però dopo i 21 anni chiaramente questi figli potevano essere a carico se ne avevano i requisiti. Invece cosa hanno deciso? Hanno deciso che la detrazione per figli a carico è riconosciuta fino al compimento dei 30 anni
e successivamente solo se il figlio è disabile riconosciuto per la legge 104 articolo 3. Questo cosa vuol dire? Che visto che siamo anche in un periodo di crisi economiche, ok? Ormai prolungato. Esatto, prolungato, può succedere che magari un genitore si trovi ad avere un figlio con più di 30 anni a casa, magari che non è sposato, non ha figli e che non ha nemmeno reddito. Ecco, per questo figlio nel 2025 non vengono calcolate le detrazioni per familiari a carico, ma non solo questo. Si è deciso ad esempio che per gli altri familiari a carico che abbiamo detto, i genitori, i fratelli, i suoceri e quant'altro, ecco, mentre prima avevamo una platea ampia e diversificata, si è deciso che la detrazione invece spetta solo agli ascendenti conviventi con il nostro contribuente, quindi la mamma, il papà e i nonni. Basta, tutti gli altri, anche se sono a casa, non hanno diritto alla detrazione per familiare a carico. Poi se volessimo anche andare oltre, quindi ai familiari che sono residenti all'estero, anche qui con un colpo di spugna hanno deciso che se il mio cittadino è extracomunitario, sostanzialmente queste detrazioni, in questo caso per i residenti all'estero rimanevano solo il coniuge e i figli, non vengono proprio riconosciute. A differenza se nella stessa situazione ho a che fare col cittadino italiano piuttosto che con il cittadino europeo, quindi con un discrimine tra le due posizioni. E questo per quanto riguarda i familiari a carico. Sì. E per quanto riguarda invece le detrazioni sulla casa? E allora, per le detrazioni sulla casa, anche qui c'è parecchia, diciamo, abbiamo rimodulato parecchio, perché prima avevamo, diciamo, 3 grandi detrazioni che sono la ristrutturazione, l'eco bonus e l'antisismico, quindi lasciando stare quello che è il super bonus o l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma diciamo che negli ultimi 20 anni questi sono stati i 3 grossi blocchi su cui si basavano i bonus edilizi. Ecco, noi avevamo delle aliquote differenziate, okay, all'interno di questi scatoloni e anche con delle rateizzazioni diverse, ad esempio, a parte nel 2024, ma negli anni precedenti l'antisismico aveva una rateizzazione a 5 rate rispetto a 10, quindi nel corso degli anni questi 3 scatoloni erano ben distinti. Nel 2025 questa distinzione viene praticamente eliminata, ci sono aliquote uguali per i 3 interventi, sebbene i 3 interventi mantengano le loro specificità. L'unica differenziazione che viene prevista è tra un'aliquota al 50% che diciamo ricomprende i proprietari dell'abitazione principale, e sottolineo i proprietari perché se io ad esempio ho a che fare con il familiare del proprietario dell'abitazione principale o semplicemente l'inquilino che abita in una casa in affitto, quindi per lui quella abitazione principale ma lui non è proprietario di questa casa, la detrazione spettante invece non è più un 50% ma un 36%, e che quindi viene assimilato a quelle che sono le seconde case, anche qui con una differenziazione che a mio parere non trova tanto senso. Ecco, andiamo in pubblicità, subito dopo poi continuiamo. Tanti aspetti insomma più complicati, sicuramente magari poco positivi per il cittadino, intendo, rispetto insomma a quello magari che una persona si aspettava, magari di vedere qualche cosa in più nella denuncia, e invece non è così. Non è così. Perfetto, purtroppo. allora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente qua in studio, in diretta. Siamo tornati in studio con la CGIL, stiamo parlando di denuncia dei redditi, stiamo parlando di 7,30, parleremo adesso di legge di bilancio, però la domanda che prima farei a Giuliana è: abbiamo sentito con Sara tutti questi scaglionamenti, queste novità che sono complicatissime fra l'altro anche da, immagino per voi, a maggior ragione per un cittadino. Questo, cioè, è ancora di più, deve essere un incentivo per i cittadini
di venire a compilarlo da voi, perché poi basta niente, uno sbaglio e si paga pure la multa poi, ecco, è da spiegare bene, perché magari la gente dice no ma io me lo faccio, io non riuscirei perché dopo aver sentito Sara ho deciso che non mi metto neanche, perché è davvero complicata. No, allora diciamo che la materia fiscale diventa sempre più complicata. Ci sarà anche sta precompilata dove buttano dentro dei dati, però se uno non sa cosa c'è dentro, a volte può esserci anche che si incappi su un errore, perché negli anni, allora, diciamo che ormai è transitato quasi tutto sul 730, che è nato come modello semplificato. Però non è semplificato. Non è più semplificato per niente. Una volta c'erano 2 spese mediche, il mutuo, era semplice. Adesso giustamente ha messo tutto su questo modello, perché comunque poi il conguaglio è più facile, però la materia fiscale è difficilissima. Noi studiamo mesi, poi abbiamo la circolare sul visto, abbiamo tutta una serie che sono 600 pagine. Quando ci mandano questo manuale esplicativo che ci spiega cosa, come e quando, sono 600 pagine, esce a luglio, per dire la semplicità delle cose. No, noi consigliamo sempre, visto che è il nostro lavoro, se io ho mal di pancia vado dal dottore, se io ho un problema fiscale vado in un ufficio fiscale, di prendere appuntamento per avere una consulenza prima di intraprendere, magari a volte si intraprendono anche delle spese importanti, ristrutturazione, anche il mutuo. Si prende un appuntamento, viene da noi, si chiede, ma ascolta, secondo te io dovrei fare, cosa mi conviene fare? A volte magari fra moglie e marito succede che si intesti un mutuo, una spesa, quel che è, una persona che non può detrarselo. Magari se vengono da noi con la certificazione dei redditi, con quello che vogliono fare, gli si dice guarda sì, fallo tu, lo fai fare il coniuge, oppure non puoi detrartelo, perché poi arrivano con illusioni e... Speranze, sicuramente sì. E passiamo alla legge di bilancio 2026. Continuiamo su questo filone un po' masochista. Esatto. Quali sono le novità di questa legge? Allora, ci sono delle novità che, insomma, adesso non per andare sempre sugli aspetti negativi, possiamo cogliere anche in maniera positiva. Come dicevo prima, da anni c'è questo sistema di riordino delle aliquote IRPEF e hanno deciso di ritoccare anche quest'anno questo sistema, quindi rimangono sempre i 3 scaglioni, però cosa hanno deciso di fare? Che lo scaglione intermedio, che è quello da 28 a 50.000, che prima aveva un'aliquota al 35, adesso ha un'aliquota al 33. Quindi se vi siete improvvisamente, voi che state in questo scaglione, trovate 2-3 euro in busta paga, sappiate che è per questo motivo qui. Anche perché, ecco, l'hanno un po' venduto come la risoluzione di tutti i mali del ceto medio, però in realtà andiamo da una media di 40, 250, massimo 300 euro in più nell'anno. Ok? Perché è niente. Sì, è niente sostanzialmente, quindi chiaramente... Però fa un po' l'effetto dire 200, 300, uno pensa già... se sono tutti insieme, ci vediamo a fine anno, magari fanno più effetto. Se spalmati su tutte le 12 mensilità, chiaramente uno dice ma non me ne sono accorto, molto probabilmente il motivo è questo. Sì, si è scelto solo questa fascia perché... diciamo, si crede che il ceto medio è il ceto che ha più necessità di interventi per il sostegno economico. E tanti ormai dicono che è vero, sì, chiaramente il ceto medio ha perso potere d'acquisto, però la fascia più debole è sempre la prima. E chiaramente la prima è quella anche che paga meno IRPEF per una serie di motivi, chiaramente perché il governo negli anni ha detto: se tu sei un reddito basso, chiaramente io metto in piedi una serie di sistemi per fare in modo che le tue tasse sono commisurate al tuo potere chiaramente reddituale. E quindi molto spesso questi sono i redditi più bassi. I redditi più bassi sono quelli che pagano meno tasse, di conseguenza sono anche quelli che poi hanno meno possibilità non solo di sostenere le spese, ma anche di detrarsele, perché poi tutto è ricondotto alla nostra capienza fiscale. Quindi se io nell'anno ho pagato 200 euro di tasse IRPEF,
chiaramente ho delle spese, faccio una ristrutturazione per dire fantasmagorica perché la nonna mi ha lasciato dei soldi e ho deciso di sistemarmi casa e magari spendo tutto i 96.000 euro, io non è che mi porto a casa magari 4.800 euro, mi porto a casa i 200 euro di IRPEF. È per quello che, come diceva Giuliana, a volte, soprattutto quando abbiamo intenzione di fare delle spese piuttosto importanti e che vengono spalmate in più anni, come ad esempio il mutuo, un'altra spesa, possiamo fare un esempio, sarebbe il caso anche di, una volta magari che si è passato in banca, si è passato si è guardato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, perché adesso l'autoformazione va molto di moda, e magari fare un salto anche nei nostri uffici, perché confrontando la situazione reddituale magari con una serie di domande, a volte si riescono a salvare anche delle situazioni che poi si trasformano in lacrime in un successivo momento. Cioè anche la nostra funzione a volte permette, ripeto, di portare a casa più di quello che in realtà poi avviene quando ci si butta un po' allo sbaraglio. E poi ci sono altre piccole novità che magari impattano sul cittadino medio, ad esempio per incentivare gli affitti, perché sappiamo tutti adesso c'è una problematica di caro affitti, molti la imputano al fatto che negli anni si è voluto agevolare molto quelle che sono le locazioni brevi, quindi le locazioni a fini turistici, perché ovviamente i proprietari di immobili hanno tanto guadagno e diciamo poche problematiche. Ecco, allora si è deciso di limitare ulteriormente la possibilità di concedere immobili in locazione breve e quindi mentre nel 2024 potevo avere 4 appartamenti locati in questa maniera, nel 2025, nel 2026 si è ridotto a 2 e quindi dopo, se io metto in affitto il terzo, sono obbligato a tutta una serie di adempimenti che non ricadono più nei redditi delle persone fisiche, rientrano nei redditi delle partite IVA con altri adempimenti anche relativi alla gestione dell'immobile, quindi adempimenti amministrativi veri e propri, quindi qua la faccenda si complica. Certo che l'Italia come paese, insomma, a livello fiscale è abbastanza complicato rispetto anche ad altri paesi. Sì, il fatto è anche questo, cioè come dicevamo prima, noi rispetto all'Europa, i paesi che ci circondano, abbiamo una fiscalità molto complessa con un sovrannumero di regole. Giuliana diceva la circolare del visto che è un po' esplicativa di tutte le detrazioni che si possono di cui si può godere nella dichiarazione dei redditi a 600 pagine, però poi ci sono 600 pagine di circolare dei calcoli, cioè di come si devono fare i calcoli all'interno della dichiarazione dei redditi, quindi già se pensiamo a questo capiamo diciamo, la complessità di come le leggi si incastrano o si devono incastrare tra di loro e quindi in un sistema già complesso di suo a volte mettono delle sovrastrutture che invece di alleggerire il sistema, come sarebbe opportuno fare, vanno purtroppo ad impattare ulteriormente sul cittadino, poi sul cittadino medio di solito, quindi sulle fasce più deboli, non certo sulle fasce più alte che magari hanno nel numero rapido del telefonino il commercialista quotato che sostanzialmente li segue passo passo per tutte le questioni, quindi ripeto, sono sovrastrutture che a volte anche noi stessi ci domandiamo come certe idee nascano all'interno dei circoli politici. Poi ritornando alla legge di bilancio, hanno introdotto la rottamazione quinques perché ogni tanto sostanzialmente salta fuori anche la rottamazione che è totalmente diversa da quella del 2023. Quella del 2023 era una rottamazione piuttosto importante, riguardava varie tipologie di cartelle
solo che per scoraggiare forse un po' la gente era divisa in 18 rate e le prime 2 si doveva pagare il 10% del dovuto. Quindi sebbene molti avessero fatto domanda, poi alla fine si sono trovati un po' problematico con i pagamenti. Questa qui invece è più ristretta a certi ambiti, quindi ha omessi versamenti di dichiarazione dei redditi, ha omessi versamenti di controlli sulle dichiarazioni dei redditi, ha omessi versamenti dei contributi INPS e ha le multe erogate però qui dalla prefettura e non dalla polizia locale, quindi anche queste sono un po' residuali rispetto alla maggior parte delle contravvenzioni. Ecco qui il plafond è più ristretto, però la possibilità di rateizzazione è maggiore perché ci sono 54 rate massime, sono rate bimestrali. L'unica accortezza è che il versamento minimo della rata deve essere di 100 euro. Certo. Però magari chi ricade in queste casistiche magari ha convenienza a fare la domanda, perché siccome tolgono sanzioni, interessi di mora, agi, abbiamo visto anche importi che si sono dimezzati. Quindi quando si devono pagare 20-30 mila euro, perché nel corso di solito sono situazioni di attività che sono fallite, nell'impossibilità di pagare i debiti si sono accumulati e se adesso riescono a pagare magari non tutto ma qualche cartella, diciamo che il vantaggio in alcuni casi è considerevole. Giuliana, è interdetta riguardo alla legge di bilancio ci sono state anche delle modifiche per quanto riguarda l'ISEE? Sì, anche qua hanno introdotto una modifica positiva, però un po', perché è stata introdotta effettivamente da gennaio, ma le persone ne hanno preso atto da marzo. E di cosa stiamo parlando? Praticamente con la legge di bilancio viene fatto un calcolo più favorevole per i soggetti che hanno diritto o usufruiscono già a 5 prestazioni. Una è l'assegno di inclusione, l'SFL, il supporto formazione e lavoro, l'assegno unico per l'agevolazione ai nuovi nati e asilo nido. Per queste tipologie di prestazioni c'è un calcolo particolare. In questo calcolo particolare si avrà diritto a una maggiorazione per quelle famiglie che hanno almeno 2 figli. Prima l'agevolazione era dei 3 figli in su, adesso c'è un'agevolazione, una scala di equivalenza. La scala di equivalenza, per spiegare un attimo, praticamente sono in uno e sono sola, non ho invalidità, non ho niente, la mia scala di equivalenza è 1. Siamo in 2, 1,57, se c'è un invalido si aggiunge 0,50, quindi 2,07, è un po' in presenza di figli ci possono essere ulteriori maggiorazioni, prima era prevista dai 3 figli in su, adesso è stato aggiunto a questa nuova scala di equivalenza, questo nuovo parametro, per cui avrò uno 0,20 sulla mia scala di equivalenza e vengono maggiorate anche le altre, solo per queste prestazioni però. ADI, AU, SFL, nuovi nati e asilo nido. Altra agevolazione che viene data, la chiamo agevolazione ma non è proprio così, un'ulteriore modifica a delle maggiorazioni di cui spiegavo prima, che ci sono detrazioni, franchigie, è quello che riguarda la detrazione sull'abitazione principale. Allora, per chi usufruisce di questa agevolazione, la detrazione sull'abitazione principale viene innalzata dai 52,5 ai 91.500 euro. Un bel rialzo? Sì, un bel rialzo. Se poi si abita in una città metropolitana, la detrazione è di 120.000 euro. È tanto, E quindi noi non rientriamo? Io non ho queste prestazioni. Ecco, nessuno, però... No, però io ho visto, perché poi la curiosità, allora di fatto viene riconosciuto da gennaio, però
si vedeva solo entrando nel sito, ma quando si stampava l'attestazione ISEE, chi ha fatto ISEE sa, c'è la dichiarazione sostitutiva unica e poi il calcolo vero e proprio lo dà l'INPS, ok? E adesso hanno aggiunto una sezione particolare per questo calcolo che si chiama, non mi ricordo mai il nuovo nome, per l'inclusione familiare. Per l'inclusione familiare, se è particolare, allora calcolo per l'inclusione familiare. E io se ho ad esempio l'assegno unico, io ho visto delle famiglie che con i 2 figli hanno avuto la maggiorazione dello 0,20 e il calcolo ISEE può variare dai 1.000 ai 1.500 euro solo di questo. Ma ad esempio se uno percepisce l'assegno unico è nel limbo, cioè non è sotto la fascia minima ma è fra i 17 rotti e i 45.000 euro, può cambiarli anche 20-30 euro, non so, moltiplicato per i mesi gli fa differenza. Certo. Okay? E anche per l'assegno di inclusione. È interessante, solo anche là sono partiti un po' così e adesso si iniziano a vedere da marzo perché hanno pubblicato le nuove istruzioni, i nuovi modelli ISEE e di conseguenza anche il nuovo modello delle attestazioni. Ok? Quindi potrebbe essere che se uno ha già l'assegno unico, quindi ha rinnovato solo l'ISEE, si vedrà più soldi e dice ma perché? Perché c'è questo calcolo favorevole che se si rientra nei casi qua... Su questo nessuno si stupirebbe, ma almeno questa volta qualche soldo. No, quando prendono di meno se ne accorgono, quando prendono di più non si preoccupano. Prima abbiamo visto una slide, eccola qui, questa qui, che volevamo spiegare. Sì, sempre in tema di semplificazione. Esatto. Allora, noi da gennaio siamo diventati punto di ritiro SEND, una cosa di pensa che sia. Allora, anche noi CAF CGIL di Treviso dal 1° gennaio siamo diventati questo punto di ritiro SEND perché? Perché dallo scorso anno la pubblica amministrazione, nel caso io abbia degli insoluti con la pubblica amministrazione, che sia il comune, non ho pagato l'IMU, l'agenzia delle entrate, non ho pagato imposte, ho delle multe, questo e quell'altro, cosa fa? Mi manda una comunicazione dove mi dice guarda che vatti a scaricare perché hai un qualcosa che non va. Non è che gli manda come una volta la raccomandata con dentro... Quindi arriva tramite? No, allora arriva tramite, arriva una notifica che all'app Io, gli arriva una notifica, se l'amministrazione finanziaria ha la nostra mail piuttosto che un cellulare in maniera informale, può arrivarci una mail piuttosto che un sms, se abbiamo una PEC e gliel'abbiamo comunicata può arrivare una PEC, chi è in grado di utilizzare i mezzi informatici che sono SPID e carta CE, carta di identità elettronica, può andare dentro e se lo stampa. Se uno o non ha voglia, non è capace o proprio non ha né SPID né CE, può venire da noi con la lettera che gli è arrivata perché c'è un codice che noi dobbiamo inserire e noi gli scarichiamo la comunicazione che gli è arrivata dall'amministrazione finanziaria. Questo soprattutto gli anziani, visto che poi loro Ma un po' tutte le età, perché alla fine forse hanno paura, su sta roba qua non capiscono, perché hanno capito che è una cosa importante, perché poi funge da notifica. Quindi il consiglio adesso qual è? Quando gli arrivano queste comunicazioni, o vanno dentro con lo SPID e il CE se sono in grado di farlo, o se no vengono da noi, non serve neanche appuntamento. O se non ce la facciamo ritiriamo la comunicazione ma le stiamo facendo in diretta, vengono da noi con la comunicazione e noi gli scarichiamo la comunicazione che hanno ricevuto. Però c'è tanto che mandavano la raccomandata, potevano mettergli dentro. Sì. Ma dobbiamo essere sempre un po' più complicati perché così... No, forse loro vogliono puntare, da un lato ci sta... Sì, però non sempre magari uno l'ha posto certificato, non sono all'app. Non parlo degli anziani che poi non ce l'hanno proprio e quindi diventa davvero perché vorrebbero volte. dematerializzare il tutto, eliminare la carta. Io sarei anch'io ecologista, ma non è semplice. Se mi mandi già una lettera, mettimi un foglio in più. Soprattutto poi per certe comunicazioni. Comunque se hanno bisogno, noi tutti i nostri uffici siamo diventati appunto ritiro SEND. Ecco. Quindi per concludere tutta questa cosa insomma, tra legge di bilancio, 7.30, vogliamo ricordare insomma, anche le date, che cosa fare e come comportarsi, giusto perché i cittadini sappiano che non si portino proprio all'ultimo secondo poi a contattarvi con tutto quello che poi... Allora, consiglio vivissimo non prendersi all'ultimo. Perché? Lo fa ancora la gente? Questa è una domanda, sì.
Perché poi hanno imparato che, giusto che si sappia, dopo il 730 hanno ancora il paracadute del modello redditi. Prima accennava Sara, c'è ancora il modello redditi che però adesso dovrebbe essere utilizzato per casi particolari. Ma arrivano al 30 settembre, 1° ottobre e sanno che hanno fino al 31 ottobre la scadenza ordinaria. E poi, ma c'è gente ancora, ma tantissimi, che vanno addirittura in tardiva e pagano i 25 euro di sanzione, si può fare fino a gennaio. Perché, ok, allora io consiglio, non prendetevi in ritardo, prendete appuntamento se non ce l'avete già e preparatevi le carte per tempo. Una cosa che chiederei, se possibilmente, perché poi a volte purtroppo succede che facciamo ritardo, ma questi ritardi da cosa sono dovuti? Perché ormai la gente viene col telefonino e basta. Gli chiediamo la CU, ce l'ho qua, ma non è che... Allora manda la mail, noi prendi la mail, stampa, le spese dei bambini ce le ho qua, gira la mail, oppure l'assicurazione, chiamo l'assicuratore ce l'ha... È un attimo a sforare i tempi. Portate tutto, possibilmente cartaceo, perché sennò le tempistiche si dilatano, ma anche già quando devono scegliere, fare la scelta del 5 all'8 per 1000, iniziano a guardare sul cellulare, ma io vorrei darla a questo piuttosto che all'altro. Allora noi non è che vogliamo, però è come quando si è al dottore, si sente che dentro chiacchierano e magari noi siamo di corsa, dopo chi è fuori si arrabbia. Quindi per evitare, portare tutta la documentazione, prendersi l'appuntamento per tempo, perché se arrivano il 28 o il 29 settembre dobbiamo chiudere così e poi fare gli integrativi. È logico che noi poi cerchiamo di... però non sembra fattibile. Cosa comporta poi fare l'integrativo? No, dipende se si ha credito o debito. Se si ha credito, se si fa, dipende. Allora, bellissima domanda, perché noi fino al 30 settembre facciamo il 730, poi possiamo fare il 730 integrativo, che si fa fino al 25 di ottobre. E quindi se io ho un sostituto d'imposta, quindi ho un datore di lavoro, posso avere il mio ulteriore credito oppure il mio debito, me lo conguagliano sulla busta paga. Se non ho un datore di lavoro, farò un 730 senza di sostituto, e se ho un credito mi arriverà entro marzo-aprile dell'anno dopo, mentre per il modello reddito ci vogliono anche 2 anni se non di più. Se devo pagare pago subito come col modello redditi, però c'è tempo. Poi se io invece di fare un 730 integrativo vado ancora avanti, oltre il 25 ottobre, viene da me a dicembre, mi dice ho trovato la spesa del dentista, abbiamo 5 anni per fare un integrativo. Quindi c'è tempo. Non diciamolo perché sennò... No, ma è un peccato perché se uno avanza dei soldi e anche, allora noi pensiamo sempre al credito, ma se uno ha un debito poi ha le sanzioni e gli interessi che si alzano, quindi è sempre meglio essere contenuti. Ripeto, se i numeri sono di telefono occupato c'è il paracadute della mail. Una domanda che mi viene, più o meno una persona quanto tempo deve perdere per fare un 730, compilarlo con voi, quanto tempo ci mette? Le tempistiche sono mezz'ora. Ecco. Per capire, uno dice no, ma non vado perché mi ci vuole una giornata, non è così. Ma se spera di no. Ripeto, se non succede quel che è successo, poi noi dipendiamo da internet, connessione. L'altro anno abbiamo avuto un paio di casi, tagliano i cavi, che succede? Tagliano i cavi, quel che è, e purtroppo se siamo quel giorno, però mezz'ora, se abbiamo tutto, è tutto a posto. Noi cerchiamo di chiudere, però mezz'ora è l'appuntamento. Ecco, come ultima domanda, visto insomma, le modifiche del 2026, insomma, che sono state poche positive e tante negative, non voglio pensare che cosa vi potete aspettare per l'anno successivo, visto che non c'è niente sempre di... Allora, qui siamo sempre in una, diciamo, roulette russa, perché chiaramente, come abbiamo detto prima, dobbiamo un po' tenere in piedi i piatti della bilancia. Quindi da una parte si cerca di venire, cioè almeno il governo cerca di venire incontro al cittadino e alle necessità che di questi tempi abbiamo, quindi necessità soprattutto economiche, di stare bene e quant'altro, e dall'altra parte bisogna tenere in ordine i conti pubblici. Ad esempio sappiamo tutti che per le pensioni, il momento fatidico in cui andremo in pensione si allunga sempre di più.
Ecco, e in questa ottica è chiaro che non so nei prossimi anni se vedremo dei miglioramenti, soprattutto a livello fiscale. Noi vediamo sempre un restringimento di quello che è diciamo, il rimborso probabile che potrebbe avere il cittadino elaborando la dichiarazione dei redditi, però a volte, ecco, ad esempio, faccio un esempio, all'interno della dichiarazione dei redditi abbiamo 3 righe per le erogazioni al terzo settore. Okay? Quindi a volte anche andare a riordinare certe cose che sono un po' spaiate all'interno della dichiarazione dei redditi con un po' di senso potrebbe essere una buona idea per il prossimo anno. Io ringrazio davvero Giuliana Maffei. Spero anche che si sia chiarita un po' questa cosa che non è assolutamente poco facile anche da capire. Ringrazio anche Sara Franchetto. Grazie davvero, speriamo di aver chiarito e soprattutto andate e prendetevi per tempo perché la compilazione, come avete capito, non è proprio semplicissima, basta mezz'ora insomma per evitare poi di arrivare in ritardo. Grazie davvero, grazie anche ai registi Alessandro Granzera e Tommaso Migot. La programmazione continua con Antena 3, il film poi alle 16, vi do appuntamento invece per la prima edizione a domani, grazie davvero, arrivederci.